E sulle immagini di Rally Chuck ritorniamo a sabato 1 e domenica 2 aprile con la 38esima edizione del Rally Bellunese, perché si è aperta la stagione rallistica di quarta zona che riguarda le province di Belluno, Venezia e l'intero Friuli Venezia Giulia. L'evento si articolava su una prova spettacolo e 8 speciali per un totale di 71 km cronometrati. Il giovane feltrino Nicola Sartor, navigato dal genovese Paolo Rocca, ha scritto il proprio nome nel prestigioso albo d'oro del Rally Bellunese. Al termine di una sfida vincente, tiratissima a bordo di una Skoda Fabia R5 della Delta Rally, hanno avuto la meglio sui 4 volte trionfatori del Rally Bellunese, Marco Signor e Patrick Bernardi, anche loro a bordo di una Skoda Fabia. Sul terzo gradino del podio sono saliti i friulani Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi su Hyundai i20 di Friul Motor, rimasti in lotta per la vittoria fino alla sesta prova speciale, dove la pioggia e le gomme d'asciutto hanno rallentato Filippo Bravi, che non ha voluto prendere rischi accontentandosi della terza posizione assoluta, che per l'equipaggio friulano della MRC Sport era il minimo obiettivo della vigilia. Bella, bella, vai! Vai, vai, vai! Tra le classi Rudy Buffon, navigato da Andrea Prizzon sulla Clio Super 1600, vince mettendo dietro il suo presidente di scuderia, la Carnia Pistons, Matteo Bearzi, affiancato da Gianira Chialina sulla stessa vettura. Dennis Piceno, alle note del bellunese Matteo De Barba, si piazza secondo tra le Rally 4 Turbo sulla Peugeot 208. Brillante successo di Matteo De Sabato e Giulia Barbiero, Motor in Motion, in classe Rally 4 aspirate con la Peugeot 208. Seconda posizione per l'equipaggio di Maniago con Stefano Facchin e Stefano Lovisa della Knife Racing. Seconda posizione in classe A6 per l'equipaggio di Carnia Pistons con Pier Giorgio Di Piazza, navigato da Alessandro Martinez su Peugeot 106. Terzo posto in classe N2 di Giuseppe Bertolutti, affiancato da Franco Codromaz sulla Peugeot 106. Nella stessa classe secondo posto per il bellunese Emanuele Sommavilla, navigato dalla friulana Arianna Michelutti.